Dopo gli allarmanti esiti delle analisi dell'ARPA Protezione Ambiente lungo il corso del fiume Naro tra azoto ammoniacale e batteri fecali, ascoltiamo in proposito il coordinatore di Mare Amico, Claudio Lombardo, al microfono di Irene Minisenda. Sono diversi anni che diciamo che il fiume Naro è tra i fiumi più inquinati d'Italia e ieri c'è stata la dimostrazione data dall'ARPA. L'ARPA ha fatto dei prelievi a monte partendo da Canicattì, da Naro, da Favara e anche a Cannatello. Nei vari prelievi è venuto fuori che l'altissimo tasso di inquinamento che subisce questo fiume Naro, che purtroppo porta le acque inquinate ad Agrigento, a mare, a Cannatello, cosa che noi diciamo da tanto tempo. Per anche una dimostrazione ottica di questo e olfattiva di questo si può avere, basta passare sul ponte per andare a Zingarello per esempio, affacciarsi, vedere il fiume Naro e si vede la assoluta non trasparenza delle acque e il fetore che viene fuori da queste acque. Noi non ce ne usciremo mai se non riusciremo a disinquinare questo fiume che uccide il nostro mare. Grosso modo ci saranno circa 100.000 persone che scaricano tra Canicattì, Naro, Favara, gran parte di Agrigento in questo fiume senza alcuna depurazione, un disastro.